Ecco amici, siamo rientrati qui a Berlino, sempre all'interno dei padiglioni della fiera di Fruit Logistica, dove una rappresentanza significativa è data anche dalla provincia di Treviso. Allora io sono insieme a due rappresentanti di questa provincia, alla mia destra ho Fulvio Pettenà, presidente del Consiglio provinciale, mentre alla mia sinistra ho Marco Marcolin, presidente della Commissione Agricoltura, sempre della provincia di Treviso. Allora cominciamo dal presidente del Consiglio provinciale. La provincia è sempre stata attiva nella promozione dei prodotti tipici dell'agricoltura e lo conferma essendo qui anche quest'anno a Fruit Logistica. Sì, l'ente provincia ancora dai tempi di quando era il presidente Luca Zaia è sempre stata principale attore, diciamo, di queste iniziative, portando quelle che sono le specificità e il nostro territorio nelle varie fiere che si svolgono in Europa e oltre, quindi è un'ulteriore occasione per portare le nostre capacità produttive, i nostri prodotti al confronto con quello che è la realtà mondiale ormai, perché come qui a Berlino, qui ci si confronta col mondo, non ci si confronta tra mercato rionale o paesano, quindi questa è una sfida che noi appoggiamo da sempre, abbiamo le qualità per farlo e questo ci fa ben sperare per il futuro. Io ringrazio Fulvio Pettenà. Allora, Marco Marcolin, questa è sicuramente una bellissima vetrina per i prodotti trevigiani e di prodotti trevigiani ce ne sono tanti. Sicuramente è una vetrina mondiale, come diceva poc'anzi il Presidente del Consiglio Fulvio Pettenà, una vetrina dove che ci apprestiamo proprio oltre ad essere protagonisti, per portare il contributo dovuto del nostro territorio nel mondo. È una risposta che va oltre a ciò che è il semplice prodotto, è una risposta, come diceva prima Fulvio, è una risposta anche al lavoro, perché oggi l'agricoltura può impegnare giovani lavoratori e c'è un ritorno all'agricoltura, un ritorno al lavoro proprio nell'agricoltura. E io come capo di una piccola comunità come Cornuda, che sono sindaco, che saluto molto volentieri tutti i miei concittadini, appunto, benissimo, e dico appunto che nell'agricoltura e nel turismo si possono trovare le risorse anche per poter mandare avanti i nostri, diciamo, figli. E affrontare questo periodo un po' critico. E affrontare questo periodo con un po' di serenità in più, ecco. Io ringrazio Marco Marcolin, io chiederei a Fulvio Pettenà di presentarmi la persona che troviamo in questo stand, vedo Treviso Mercati. Buongiorno. Buongiorno, presento qui Roberto Loschi, che è il presidente della Treviso Mercati. Che cos'è Treviso Mercati? Treviso Mercati è l'ente gestore del mercato ortofrutticolo di Treviso. Noi siamo quelli che cerchiamo di portare i prodotti trevisani un po' in tutta Europa. Quindi un ente che si occupa di questo, ma mi pare di ricordare che il vostro ente è molto attivo anche per quanto riguarda tutte le attività di promozione di una cultura del cibo consapevole anche nei confronti dei giovani, dei ragazzi. Sicuramente sì, diciamo che come ente gestore noi non commercializziamo nulla, ma il nostro obiettivo è quello di far conoscere la corretta alimentazione oltre che il prodotto. Ad esempio lo scorso anno noi abbiamo distribuito gratuitamente in collaborazione con il Comune di Treviso 36.000 colazioni a oltre 1.800 bambini nel Comune di Treviso. Cibi in onda mi pare. Cibi in onda, però bravissima, vedo che ha seguito. Esatto, ho seguito questa iniziativa. E adesso cerchiamo di allargarla facendo una promozione sui genitori, che sono poi coloro i quali vanno a prendere il prodotto, creando una pagella settimanale che darà delle indicazioni sui prodotti più convenienti e a livello organolettico più pregiati settimana per settimana. Ecco, nel vostro mercato so che ci sono state anche delle attività di rinnovamento proprio degli spazi, delle strutture. Certo, la dinamica del commercio prevede che ci siano degli aggiustamenti costanti e continui, è quello che stiamo cercando di fare e credo che sia importante sottolineare come nell'ottica di questo rinnovamento abbiamo creato un evento ieri sera al quale hanno partecipato 64 aziende venete che sono presenti a Fruit Logistica 2010.
cena che tra l'altro ha visto la presenza del ministro Luca Zaia. Beh, sicuramente sì, noi l'abbiamo invitato e come ha saputo di questo evento non ha voluto assolutamente mancare, anche perché la sua attenzione nei confronti dell'agricoltura e di chi come noi la porta in giro nel mondo è massima. Io ringrazio Roberto Loschi, ringrazio Fulvio Petenà, Marco Marcolin. Amici, per il momento noi qui ci fermiamo, ma abbiamo ancora tanto altro da raccontarvi qui da Fruit Logistica, quindi la linea adesso va ad Andrea Marcato. Grazie.